La telecamera lo vedi da vicino? Non è così bello.
per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia oristanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire con i suoni della tradizione, giudicato da Arborea, ci richiama subito alla memoria, gruppo Sassardiglia di Oristano, che accompagna da 60 anni la Sardiglia della domenica, la Sardiglia del gremio di San Giovanni, gremio dei contadini.
E adesso assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, Pariglia di Cagliari. Cagliari, Roma Maggiore, Santa. Villamar, ecco li vedremo al rientro. Comunque qui c'è una rappresentanza della comune di Quartus Elena, preceduti però (28 Guasila, 24 la coppia di Genoni), siamo un po' in ordine sparso. La coppia 29, grazie della collaborazione, la coppia di San Basilio. Pregheremo le coppie di avvicendarsi in maniera un po' più spedita. Si aspettava appunto di ristabilire l'ordine della sfilata la coppia di Austis, seguita dai vicini barbaricini di Ogotta. Vediamo se si rispetterà ancora. La sfilata verrà percorso dalle coppie in costume, c'era già tanta gente in attesa, dunque direi di velocizzare un po'. Alcune coppie di Palermosa, poi a seguire Dorianova. L'assalto.
coppia di quartu che montano il cavallo che poi parteciperà anche alle pariglie. Ballao poi l'inconfondibile costume di Samuveo, due coppie ospiti avessero conquistato il secondo posto nella rassegna dello scorso anno, edizione 2009, Samuveo, e poi abbiamo una coppia veramente mini che accompagna l'applauso del pubblico. Questi due bambini di Nora Gugume, Antonello Spala e Martina Azzei. Poi vediamo Ottana, abbiamo intravisto poco fa, ma vediamo adesso la Puente, il tipico strumento quando i merdule stazionano. Mangeranno questa mezz'ora scarsa.
Tutto io su guardo. C'è la rassegna qui a Giulianova. Preda, venire di nuovo in costume. Non facciamo l'errore dello scorso anno, quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi. Ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala. La gonna in panno rosso, larghe pieghe con una balza inferiore di brocato giallo e il grembiule che in genere segue lo stesso motivo della balza. A seguire la coppia di quarto, Claudio Andrea e Francesca Casula. Ecco, Giulianova. Ripeto, un saluto alla giuria serve soprattutto per valutare che il cavallo stia Elisa un po' tutti. Li vedremo anche esibirsi nelle pariglie alla cittadina, grossa cittadina industriale. La giuria è più avanti, ma grazie per la considerazione. A seguito il ricco centro dell'Inter Cagliaritano, il costume maschile, si nota la camicia bianca di pino con l'etto ornato da una striscia di pizzo, mentre il costume femminile, una cuffia rossa e sopra il velo bianco. Ripetiamo a Semini, Luciano Piano, Elisa Trudu. Di Guasila, numero 28, Marco Magia Enrica Toscano.
parrocchiali più belle dell'isola progettata dall'architetto Gaetano Cima, e anche perché si viene San Curso de Sacchigena a Ferragosto, abbastanza veloce, dopo Basile la coppia di San Basilio, ancora San Basilio, Ignazio Lecca e Giorgia di Virgilio. Uno scialle nero in sattingi di lana con ricamo floreale di forma quadrata e ornato con delle frange. Dopo San Basilio, Antonio Meloni, una santa seconda partecipazione. Una cosa che devo fare. Anche a seguire la coppia di casa, che sia numero 41, e Francesca Alberto Cura e Melissa del Veloce, messo! Le Marine, Sofia e giurati a lavoro, altrimenti daremo la classifica che avremo in coppie e vincitrici più alte al palco della cerimonia di premiazione. Da lì non potete passare. Sono stata anche prima, devo andare agli spazi perché tutto mette sopra Sì, ma c'è un collega che non ha. Prego, dove sta cercando? Prego, signore. Mettete per la Ok, grazie. Prego. No. Doppia transena. No. Ricordate che qui sia libero, poi potete andare a
Lo dobbiamo fare per passare. Avete già capito che la famiglia di Florianova sarà la prima ad esibirsi. Ricordiamo i cavalieri Antonio Rocci, 28 anni, Luca Zucca, 28, saranno i primi, saranno loro a dare il via. E dai, lo vogliamo anche da qua. Agonismo nel senso che non ci sarà una valutazione, ma l'impegno siamo sicuri che sarà massimo. Ripeto, Dorianova, primo premio a Forni 2010, secondi a San Vito sempre nel 2010 e il secondo posto anche a Bonanno all'ultimo Trico 2010 e tra l'altro Antonio Rocci il terzo posto alla Gincana di Duramonis. Dunque un palmarès d'eccezione per questa formazione abbastanza giovane. Terzi a Borre 2009, Maligna che in recentissima formazione, nonostante l'esperienza dei singoli partecipanti, corrono dal 2007 e li vedremo all'opera anche questa Sorgali, Forni, Onorai, un primo posto a Borre nel 2007 e un terzo posto sempre alla rassegna Cororese nel 2010. Poi abbiamo San Vito, la comunità di San Vito che viene soprattutto per amicizia, non partecipa alle rassegne, diciamo alle sfide a premi. Marco Meloni, Sergio Melis, Fisio Cuccu e Mauro Mocco. San Vito è legata soprattutto alle tradizioni del loro paese, dunque vedremo Sarramadura, vedremo Dell'Aureka.
Oh ragazzi, ci sentiamo presto. ciao. Ciao. Ragazzi, però sono due ragazze. Sono in due, sono più di due perché ce ne sono molte nel parco di queste cappelle Guarda, Non puoi passare. e ce la fai correndo, non si vede che due signori. Io vedo questa cappella rossa, fammi tornare indietro. E la provo. Però se non si correre. Dove dovete andare? In fondo? Dove devi andare? In fondo? C'è il parco? E non è che devi da dietro. Dopo quella che va fuori, ma quello che sono, ti fa tornare indietro. Guarda, io ti devo anche passare, poi te l'ho detto, quello lì se ne andrà via. Partono da qui, signora. Le pariglie. Lo scrivi 5.000 Loro sono convinti che partono da lì. E qui arrivano e finito tutto. Invece è qui che partono. Penso che sì. Boh, e sta naviero. Quindi contento sì, come in solito, giocava essere per riauguro, o no? Se le preso andare. Già, perché io devo inserire il telefonino. Se non torno io non parlo a nessuno. Va bene. Mi avvicino lì. Va bene. Sì. Dopo il raggruppamento già faccio i sottomessi. Va bene, dai, a posto.
Sì, adesso ho preso le canine. Poi ci sono i cuginetti. La sorella di dove venire per cavallo? Adesso il cavallo è portata in mano, Allora è terminata la parte dello spettacolo della compagnia Sinfonia. Prima famiglia! Adesso stanno partendo addirittura, guardate che c'è la discesa un po' i padroni Centro, ha locali, sentito? i cavalieri di Giulianova. Attenzione! Andrea. Sant'Andrea Pius, il numero Claudio Magia si è alzato sulle spalle dei due veterani, Pier Giuseppe Regaglia e Francesco Falchi, con questa figura classica, i due cavalieri laterali che salutano il pubblico in questa pista di Dorianova. Pattala, cavalieri di Pattala. è pronta un'altra. Partiti adesso? Ma dicevi a me per la cancella? Saluto al pubblico da parte di Alessio Barranca. Ecco, Polistano, vediamo che si posizionano subito per un 3 su 3, una classica delle corse listanesi, un 3 su 3 tenuto per tutta la pista, e ora dovrebbe essere invece il turno di Assemini. Vediamo se sarà Elisabetta a salutare il pubblico. Vediamo Assemini, non è Elisa ma è Luciano, per dopo sicuramente delle manovre anche la loro Amazzone. Della pista e i cavalieri dorganesi con questa discesa d'esordio salutano il pubblico di Dorianova, numerosissimo, c'è un corpo doppio bellissimo. Ecco la figura di questo classico, salve, la verticale, bellissima Alberto, ma avete tutto voi di ragione. e Luciano Piercarlo. No, non è l'unico che abbiamo un'intesa anche loro una verticale, Sartre, come viene chiamato il gergo, bellissima figura anche questa per la maglia di Ananume. Qui a loro un appuntamento fisso, vediamo un po' se la figura del Sarramaura, ecco che liberano, ecco gli piccioni e i fiori. Sarramaura significa proprio questo, ormare le vie durante la processione con il petalo, infiorare le vie. No, il ferro di cavallo aperto. Antonella, un cavallo ha perso il ferro di cavallo. Ma rivediamoli, mi raccomando, tributiamo il nostro applauso. Spesso quando sono liberi dalle incombenze della danno fondo alle loro energie, la rilassatezza
porta davvero maestria nell'esibizione. Dolianova, togliamo tutti con un applauso della loro passeggiata di rientro, padroni di casa. Dolianova. Non so chi mi smentirà, ma così a mia memoria dovrebbe essere la prima fondazione che presenta due amazzini. Sant'Andrea Frius, loro l'hanno salutato, hanno esordito con un numero spericolato, hanno detto Safune, il cavaliere centrale che si sa sulle spalle dei laterali con l'ausilio di Lafune, poi Patana, i fratelli Regaglia, Patana, poi vediamo ancora. No, questo bambino qui di chi è? Torna indietro. Vai dai tuoi genitori. Tu chi è questo bambino? Non lo lasci qui, signora. Semini, Torcani, non è sempre che si può assistere nella discesa di esordio a delle discese così di qualità. In genere la prima discesa serve a assaggiare le condizioni della pista, abituare le cavalcature alla presenza del pubblico, ma questa sera veramente abbiamo assistito a delle discese d'esordio molto belle, molto sicure, di alta qualità. Vedremo adesso nella seconda tornata cosa ci proporranno i cavalieri. Uno con il cappello rosso potrebbe stare.
No. Ecco le copie di costume, se tu a seguire su dal lato, saranno naturalmente che poi girano, poi Villamar, ecco li vedremo al rientro, comunque che c'è una rappresentanza della comune di Quartus Elena, preceduti però 28 Guasila, 24 la coppia di Genoni, siamo un po' in ordine sparso. La coppia 29, grazie della collaborazione, la coppia di San Basilio. Pregheremo le coppie di avvicendarsi in maniera un po' più spedita. Si aspettava appunto di ristabilire l'ordine della sfilata la coppia di Austis, seguita dai vicini barbaricini di Ogota. Vediamo se si ripeterà ancora. La sfilata verrà percorso dalle coppie in costume, c'era già tanta gente in attesa, dunque direi di velocizzare un po'. Alcune coppie di Palermosa, poi a seguire Dolianova.
coppia di quartu che montano il cavallo che poi parteciperà anche alle pariglie. Ballao poi l'inconfondibile costume di Samuveo, due coppie ospiti. Avessero conquistato il secondo posto nella rassegna dello scorso anno, edizione 2009, Samuveo, e poi abbiamo una coppia veramente mini che accompagna l'applauso del pubblico. Questi due bambini di Nora Gugume, Antonello Spada e Martina Zeni. Poi vediamo Ottana, abbiamo intravisto poco fa, ma vediamo adesso la cuente, il tipico strumento quando i merdules azionano. Mangiando questa mezz'ora scarsa.
parte della città. Più seguito e conosciuto in Sardegna, mi riferisco naturalmente all'Armia, il segno quest'anno portasi misura Capitano che hanno voluto presenziare per testimoniare con il loro intervento l'amicizia che li lega al gruppo di Cavalieri di Donianova, il gruppo di quarta volta che dovremo fare, tutti percorreranno il tragitto, vedremo coppia per coppia la discesa agonistica delle Marie. Adesso assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, Pariglia di Cagliari, Roma Maggiore, Santa Gruppo Sassartiglia, un gruppo storico, 60 anni di storia, costumi spagnoleggianti per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia orispanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire con i suoni della tradizione, giudicato da Arborea, ci richiama subito alla memoria, gruppo Sassartiglia di Oristano che accompagna da 60 anni la Sardiglia della domenica, la Sardiglia
Artiglia del gremio di San Giovanni, gremio dei contadini. Che guardate addosso. Oh,